mio percorso artistico inizia all'età di 6 anni, ero giovanissima, mi chiamavano lo tsunami e ero molto contenta di iniziare questo percorso con il coro dei bambini. Ricordo ancora la mia prima canzone da solista per la festa della mamma e poi il mio primo videoclip per Natale registrato in Prato della Valle. Per me era una cosa assurda, una novità pazzesca dover registrare, trovarmi questo microfono, la sala di registrazione, tutto quel silenzio e tutta quell'attenzione solo per me e poi dover registrare il videoclip in mezzo a questa gente che mi guardava. Insomma, è stata un'emozione unica, pazzesca, che ricordo ancora con tanta gioia e felicità. Quando scrivo una canzone non ho una forte prevalenza tra testo e musica, tante volte nasce proprio insieme. Molto spesso mi siedo, canticchio, suonando diversi accordi, provando a variare sempre l'armonia e inizio a creare frasi in modo molto casuale, casomai facendo un finto inglese piuttosto che usando un nananà e poi invento proprio vere e proprie frasi, come si fa quando si canta sotto la doccia, finché non arriva il momento in cui esce la frase geniale e lì rifletto tanto, anch'io entro in doccia, inizio a canticchiare, ripetermi questa frase e poi creo la tematica della mia canzone e così nasce per me una canzone. Strumento preferito? Beh, il pianoforte sicuramente è il mio innamorato, però ogni tanto, devo ammetterlo, strizzo l'occhio anche alla batteria e il basso, insomma mi invogliano e perciò mi lascio un po' cadere nella tentazione. Che per vinto per davvero il mondo si divide in... Tra le mie passioni c'è di sicuro il canto corale che mi ha sempre lasciata estasiata, ascoltare tutte queste voci che si intrecciano, a sentire il contrappunto o piuttosto ascoltare l'armonia nel suo insieme mi ha sempre lasciato a bocca aperta e amo soprattutto la musica corale sacra. Per quanto riguarda altre passioni, amo scrivere e poi amo ballare, infatti ho iniziato non da tantissimo, ecco, ho fatto 2 anni di hip hop, però ultimamente mi sono dedicata alla East Dance. Da un solo obiettivo, come dare torto a un'emozione se non ce n'è ragione.